ponte sul Brenta non sarà chiuso al traffico durante i prossimi lavori di manutenzione straordinaria, che dovrebbero iniziare a fine mese con il senso unico alternato di circolazione. Lo ha assicurato l'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo ieri sera a Calino, davanti a una folla di oltre 150 residenti e ortolani, che dapprima era stata convocata nei locali della scuola per l'infanzia, ma che per via dell'afflusso continuo e della tensione che si stava generando ha trovato riparo nella chiesa di San Giovanni, per gentile concessione del parroco Don Achille De Benetti. All'iniziativa, organizzata dal comitato civico della frazione, era assente il sindaco per un disguido sopravvenuto, ma hanno partecipato, oltre all'assessora Penzo, anche il presidente del consiglio comunale Andri Bullo e il capogruppo consigliere di maggioranza Paolo Bonfà. Tra il pubblico anche altri esponenti del Movimento 5 Stelle, oltre al consigliere di opposizione Marco Dolfin e all'ex assessore Mauro Mantovan. L'incontro era stato voluto dagli abitanti di Calino per conoscere i reali intendimenti dell'amministrazione riguardo due questioni: lo sbarramento contro il Cuneo Salino e la foce del Brenta e soprattutto la transitabilità dell'unico ponte che unisce le frazioni a sud con il resto del comune attraverso la strada Romea. Il 13 settembre scorso, ricorda Ortensio Crepaldi, presidente del comitato e già vertice dell'IPAB dimessosi in attrito con la giunta comunale, durante un incontro il sindaco non ha spiccicato parole riguardo alle soluzioni per il ponte. Nella sua introduzione Crepaldi ha evidenziato anche come Isola Verde sia dimenticata dal comune nonostante il proprio ruolo turistico. Gli eventi vanno programmati assieme alla frazione. Convitato di pietra anche il progetto di terminal intermodale V-Gate evocato proprio da Crepaldi, che dopo anni di vicinanza al Movimento 5 Stelle è andato giù pesante nei confronti del primo cittadino. Non mi sento rappresentato dal sindaco Ferro, non ha a cuore i cittadini. Ma più che altro i cittadini di Calino avevano a cuore le risposte sul ponte, che non sono tardate ad arrivare. L'assessora Penzo bolla come fandonie quelle riportate ieri da alcuni organi di stampa e ribadisce che l'unica e necessaria arteria lungo il Brenta non verrà chiusa al traffico veicolare. ANAS aveva valutato di chiudere il ponte per 3 settimane, riporta Alessandra Penzo, dopo aver riscontrato grossi problemi alle campate. Avrebbe concordato con gli abitanti il momento opportuno per intervenire, in assenza di altre soluzioni, ma assieme all'ingegnere Stefano Penzo, dirigente del settore lavori pubblici del comune, siamo stati fermi sulle nostre posizioni e abbiamo detto di no alla chiusura. E così ANAS, garantendo che il ponte non verrà chiuso, con un maggiore impegno di spesa si è orientata a sezionare la capriata Malconcia, prima sotto una parte della carreggiata e poi sotto l'altra, indi saldate e rese compatte. La conseguenza è il senso unico alternato per le autovetture nell'arco di 2 mesi e mezzo, con i lavori che dovrebbero terminare entro la fine di gennaio 2020 e la consapevolezza comunque di arrecare disagi agli utenti, ma sempre inferiori alla chiusura totale del ponte. Il tragitto alternativo, attraverso San Pietro di Cavarzere, Dolfina e Capasqua, avrebbe allungato di 30 km. Che cos'altro possiamo fare? Non credo ci siano alternative, ha commentato Penzo, mentre una parte della folla rumoreggiava. Venerdì mattina nuovo incontro a Mestre tra Comune di Chioggia e ANAS. In tale sede l'amministrazione chiederà la deviazione dal traffico pesante. Esce in bicicletta dalla casa della madre, proprio mentre per strada passa la sua ex col nuovo compagno, che gli mostrano il segno delle corna e poi tornano indietro a tempestarlo di pugni. È accaduto martedì mattina, attorno alle 10:30, nei pressi della farmacia di Sant'Anna di Chioggia. La vittima, un uomo di circa 40 anni, è stata poi trasportata da una negoziante della zona fino all'ospedale di Chioggia per le radiografie e le medicazioni, avendo riportato danni alla regione oculare e alle tempie. Si ignorano al momento le cause dell'attrito, né se il quarantenne avesse a sua volta operato gesti di sfida nei confronti della coppia, che si è prodotta in una tanto efferata aggressione. Lo scorso venerdì sera, 11 ottobre, in via Fisola a Sant'Anna di Chioggia, ignoti sono entrati in un'abitazione per depredarla,
mentre la vittima del furto stava cenando da un amico a pochi metri da casa. Le forze dell'ordine avrebbero eseguito i rilievi delle impronte digitali nel luogo del misfatto. Chi lo ha subito ha tempo 90 giorni per presentare la denuncia. Particolare interessante, nei pressi dell'abitazione colpita figura in bella vista il cartello del controllo di vicinato, da qualche tempo operativo nella zona, anche se, almeno stavolta, apparentemente non è stato efficace. Una situazione surreale di criminalità a 360 gradi emerge dalle indagini relative a Massimo Rossi, l'ex contitolare della gelateria Carpe Diem di Chioggia, su cui capo pende un rinvio a giudizio nel 2020 da parte della Procura della Repubblica di Treviso per esercizio non autorizzato della professione, sostituzione di persona, false generalità, truffa e appropriazione indebita. L'uomo, 37 anni, di Resana, ora irreperibile, tra il 2013 e il 2015 ha infatti effettuato visite mediche e prescritto farmaci senza essere mai diventato dottore. Rossi non rilasciava ricette, ma chiamava le farmacie per far acquistare medicinali ad almeno 5 pazienti e non ha firmato il certificato di morte di una parente della fidanzata, stroncata da malore davanti ai suoi occhi. La circostanza ha insospettito i soccorritori del 118, che l'hanno segnalato ai carabinieri di Padova, i quali hanno scoperto anche che Rossi aveva soggiornato in alcuni alberghi senza saldare il conto. Nel tempo, il 37enne si era spacciato anche come titolare di un'azienda di smaltimento rifiuti e archeologo. Riusciva non si sa come a ottenere fiducia e apertura di credito, fino a quote di società e beni da pagare con assegni ovviamente scoperti. E così ha fatto anche a Chioggia, dove assieme alla fidanzata aveva truffato gli altri soci nella gelateria Carpe Diem sotto il granaio, dove la donna lavorava. Rossi aveva offerto aiuto finanziario tramite la promessa di 45.000 euro, poi mai versati, in cambio del passaggio delle quote societarie. Un anno fa l'atto notarile, che prevedeva anche la clausola a riprendersi le quote da parte della società Infinity. Ma prima l'odissea per dipendenti e fornitori che si sono visti non pagare 2 mensilità per complessivi 70.000 euro trattenuti dall'uomo, e merce intascata quando era destinata alla società. Inoltre non aveva mai pagato il plateatico nella Tari, per questo il Comune e Veritas avevano fatto chiudere l'esercizio la scorsa estate, senza contare l'episodio dei frigoriferi lasciati aperti all'esterno con merce deperibile. I soci lo scoprono perché i dipendenti sono a secco e lo denunciano ai carabinieri di Campo Nogara. Ora l'inchiesta si è allargata e coinvolge 38 persone informate dei fatti, chiamate come testimoni o parti lese. Il Carpe Diem, anche dopo la cacciata di Rossi, aveva subito atti vandalici in momenti differiti, presumibilmente da parte di persone non pagate da questo individuo, dai serramenti cosparsi di colla agli ombrelloni del plateatico tagliati con forbici o coltelli. Sempre in città, denunce a Massimo Rossi sono piovute anche dai gestori del campeggio di Sottomarina, dove viveva in un bungalow. Tuttavia la gelateria Carpe Diem è faticosamente ripartita con gli altri soci, che dopo aver convocato Rossi in tribunale stanno risalendo la china e ottenendo anche i primi riscontri di qualità. Al Gelato World Festival di Barcellona, il gusto biancaneve dell'esercizio Chioggiotto ha di recente conseguito il terzo premio grazie alla gelataia Olga Pinchuk. La fragranza è nata dal rosso di una mele e dal bianco del fiore di sambuco, con note esotiche di mango e frutto della passione, e la freschezza del lime e del limone. Anche il gusto Black Mojito si era affermato nella frazione fiorentina del festival, direttamente al primo posto. Continuano a incitare iniziative per ricordare Aldo e Dino Ballarin a 70 anni dalla tragedia di Superga, una vicenda che ancora oggi appassiona le generazioni. Domani, venerdì 18 ottobre, dalle ore 18 alla Sala dei Lampadari nel municipio di Chioggia, la giornalista e scrittrice Barbara Mastella presenterà il proprio volume Dall'infanzia al Grande Torino, ricco di aneddoti personali e familiari relativi all'infanzia e alla gioventù dei due atleti. Nell'occasione l'attrice Francesca Murari Resch leggerà alcuni passi del libro, mentre sarà presente anche una delegazione del Circolo Soci del Torino Football Club, che dal capoluogo piemontese renderanno omaggio alla tomba dei due fratelli nel cimitero di Chioggia.
Sempre domani sera, dalle ore 21, all'Auditorium di Calle San Nicolò andrà in scena la rappresentazione di Destino Superga, pièce teatrale e musicale curata dalla compagnia Très Bien.